Allora, sono qui con Marco Mandarini, insomma, uno dei tanti ex di questa partita incredibile. Marco, un gol, una traversa, un palo, una prestazione maiuscola. Cosa ti devi dire dopo questa partita? Sì, è andato tutto bene, sono contento del risultato. A volte traverse e pali capitano, però l'importante è che abbiamo portato così 3 punti, avevamo bisogno. La squadra ha giocato bene, abbiamo girato bene il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo preso 2 gol, però alla fine l'abbiamo saputo tenere e l'abbiamo chiusa alla fine. Da lassù in alto abbiamo visto che dopo il primo gol di Pietro Luotti, ha giocato molto con la testa, soprattutto in fase difensiva. Molte transizioni, difesa, offesa, però sempre con la testa in pista. E questo è quello che chiede il mister adesso in questa nuova stagione hockeyistica. Sì, sicuramente ci sentiamo abbastanza bravi in difesa. Dopo per fortuna non abbiamo concesso molti tiri da lontano, però li abbiamo chiusi bene anche. E agli ultimi 10 minuti è andato un po' in confusione, però siamo saputi star lì, concentrati e l'abbiamo chiusa. Bene, ti lascio con un ultimo flash. A gennaio inizia il campionato, insomma, dove può arrivare questo Tiene? Siamo carichi, siamo curiosi, il campionato, ci sono tante belle squadre. Per me è il primo anno in A2 dopo un paio di anni di stop e sono curioso di ritornare a girare un po' per il nord Italia e vediamo cosa riusciamo a fare. L'obiettivo è sempre arrivare il più in alto possibile. Grazie mille Marco e una buona serata. Buona serata.